Cresce la pressione sugli ospedali del Veneto, ma dice il governatore Zaia la situazione è ancora sotto controllo e ci fa sperare di restare in area gialla. Domani la decisione, si riaccende intanto la polemica sull'affidabilità dei test rapidi. Vaccini anti-influenzali nella Marca, in arrivo per la fine di novembre altre 12.000 dosi. Intanto la regione annuncia primi vaccini anti-Covid tra dicembre e gennaio. Il commento del nostro direttore Luigi Bacialli dopo le minacce di querela da parte di quei medici di famiglia che continuano a rifiutare di praticare i tamponi ai loro pazienti. Didattica a distanza, protesta degli studenti stamane davanti al liceo Canova, niente slogan o cortei ma una lezione all'aperto con banchi e PC nella piazzale. Scuola sì ad un ritorno in presenza dopo Natale per la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, ma senza passi falsi, serve un piano di rientro graduale. Ancora furti in casa, tra il crepuscolo e l'ora di cena i malviventi hanno colpito a Breda e Macerata. La prefetta: la prossima settimana rinnoviamo il protocollo per il controllo di vicinato. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti per l'Infanzia si rinnova anche quest'anno l'iniziativa In Farmacia per i Bambini. Dal 20 al 27 novembre sarà possibile donare prodotti per la prima infanzia. Ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Cresce la pressione sugli ospedali del Veneto, ma dice il governatore Zaia la situazione è ancora sotto controllo e ci fa sperare di restare in area gialla. Domani è prevista la decisione, intanto si riaccende la polemica sull'affidabilità dei test rapidi. Sentiamo. Quello che più ci preoccupa è quello che è l'area non critica, cioè i ricoverati che non sono in terapia intensiva. Avete visto che sono più di 2.200, 2.242 per la fattispecie, e rappresenta la vera pressione ospedaliera. Con 300 persone in terapia intensiva, oltre 2.200 in area non critica, 8.000 pazienti non Covid, la situazione negli ospedali veneti è molto difficile, ma comunque sotto controllo, cosa che, afferma il presidente Zaia, consente al Veneto di sperare di rimanere in area gialla. La decisione è attesa per domani sera, mentre l'ordinanza regionale scade domenica. Se dovessero mettersi in altre aree, no, perché comunque le assorbe. Però noi speriamo proprio di non andarci in altre aree. Circa l'avvio della stagione invernale sulla montagna veneta e le prossime festività natalizie, che comunque saranno sicuramente senza assembramenti, Zaia non si sbilancia. Noi tifiamo perché venga la neve, ne venga tanta e si possa tornare alla normalità. Da qui alla normalità c'è di mezzo il buonsenso, nel senso vedremo di capire giorno dopo giorno quale sarà l'evoluzione. Non vorrei che qualcuno pensasse che adesso possiamo far festa perché si sta scendendo. Abbiamo ancora 2.500 persone ricoverate e anche oggi abbiamo un più 50, più 40, quant'è? Finché c'è più lì vuol dire che non stiamo scendendo. Nel frattempo si riapre il fronte sull'attendibilità dei tamponi rapidi con il Comitato Tecnico Scientifico del Veneto che chiede non vengano utilizzati sul personale sanitario. Zaia pone quindi la questione a livello nazionale. Questo è un elemento diagnostico certificato da tutto il mondo. Se viene messo in discussione deve essere messo in discussione per tutti e non solo per alcuni, e non solo alcuni, intendo regioni, e quindi noi lo rimbalziamo a livello nazionale. E nella conferenza stampa di oggi si è parlato anche di vaccini. Tra dicembre e gennaio dovrebbero essere disponibili in Veneto anche le prime dosi di vaccino anti-Covid. Il Ministero della Salute ha chiesto al Veneto una rilevazione circa la possibilità di stoccare i vaccini sia sotto i meno 60-80 gradi sia in frigoriferi da 2 a 8 gradi per la distribuzione. La Protezione Civile ha invece chiesto i numeri del personale sanitario regionale, categoria che verrà vaccinata con priorità, probabilmente con il vaccino dell'americana Pfizer. La priorità appunto sarà per il personale sanitario, ma poi è stato fatto anche il punto sui vaccini anti-influenzali, in particolare per quanto riguarda Treviso la seconda tranche è in arrivo tra il 26 ed il 27 novembre. Sentiamo le parole del direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Avremo bisogno quindi ancora di 20.000 dosi, che 12.000 già dovrebbero arrivare tra il 26 o il 27 di novembre, e quindi consegneremo ai medici famiglie
queste dosi. 26-27 novembre il vaccino è in arrivo a Treviso. 12.000 dosi a fronte delle 20.000 mancanti. Le restanti dovrebbero arrivare per i primi giorni di dicembre. È atteso ancora per il personale sanitario e i dipendenti della pubblica amministrazione. Come a mancare ad oggi è la seconda dose di vaccino per i bambini, per i quali è prevista una doppia somministrazione. Sul caso bambini si è espressa oggi anche la dottoressa Francesca Russo. Noi ne abbiamo richiesto 50.000 dosi, pertanto speriamo di poter rispondere sia a quella fascia di età per cui dai 6 mesi a 6 anni, per cui l'abbiamo inserita nell'offerta attiva e gratuita, ma anche poi eventualmente per le altre fasce di età fino ai 18 anni. 30.000 dosi sono state invece congelate per poter essere consegnate alla farmacie. Fanno parte della fornitura regionale. Anche qui il numero potrebbe essere corretto al rialzo. È in corso una trattativa. Un nuovo 20% per il Veneto è in gara, ma non è stato ancora consegnato. In provincia di Treviso lo sforzo è stato enorme. 146.000 vaccini sono stati consegnati ai medici di base contro le 100.000 dosi dello scorso anno, 7.000 alle case di riposo, 7.500 ad oggi nei CEOD. E siamo arrivati quindi a aver fatto all'oggi 186.200 vaccini, quindi un numero considerevole, decisamente superiore all'anno scorso. E vediamo intanto quelli che sono i dati di questa sera relativi all'andamento del contagio nella nostra regione nel consueto bollettino dell'azienda Zero. 3.866 nuovi casi positivi nel Veneto, ai 2.418 di stamattina si aggiungono infatti altri 1.448. 57 i morti con 10 decessi solo nel veneziano, erano 3.039, ieri sono saliti a 3.096. Per quanto riguarda Treviso i positivi nelle ultime 24 ore sono 744 i nuovi positivi, 274 nuovi contagiati che vanno ad aggiungersi ai 470 di stamattina, 2 i decessi, in totale il numero delle persone che hanno perso la vita nel Trevigiano a causa del Covid-19 sale a 470. Molti anche i tamponi che vengono effettuati. E proprio sul tema dei tamponi che i medici di base dovrebbero effettuare sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. Buonasera, siamo sepolti da diffide, richieste di rettifica, minacce di querela da parte degli studi legali dei medici di base che non accettano le critiche. Qui siamo ormai alla lesa maestà. Noi da giorni ci limitiamo a dire che tutti i medici di base, non soltanto i 650 che hanno fatto sto lavoro gratuitamente da anni, debbano fare i tamponi, tutti, nessuno escluso, e questo ai medici di base del Veneto non garba. Pensate che ce n'erano 650 che da anni gratuitamente fanno i tamponi e una buona parte degli altri 3.000 continua invece a puntare i piedi, nonostante un accordo che ha portato loro 18 euro a tampone più 6 per l'infermiera, più le dotazioni di sicurezza, nonostante tutte le garanzie. Loro non vogliono essere paragonati agli USCA, cioè i dottori giovani, che sono quelli delle unità speciali di continuità assistenziale, nonostante una sentenza del TAR che abbia respinto il ricorso dei medici per non essere paragonati agli USCA, e sono giovani dottori che vanno nelle case dei malati di Covid. Quindi non capiamo perché tutta questa ostinazione e tutta questa rabbia. Noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e delle famiglie. Guadagnano questi medici di famiglia più dei medici ospedalieri. I medici ospedalieri in questa fase Covid stanno facendo dei turni massacranti, stanno rischiando la vita, hanno perso la vita in molti casi, così come tanti medici di famiglia che prestano la loro opera, che rischiano, che sono in pericolo, ma che non devono rinunciare al giuramento di Ippocrate, cioè quello che loro hanno tenuto solennemente all'inizio della loro carriera e che li impegna ad assistere i malati sempre e comunque. Quindi noi non ci facciamo intimidire da queste minacce di querela, qualora poi la diffamazione esistesse, perché non abbiamo diffamato nessuno e non vogliamo attaccare nessuno, e invitiamo tutti a seguire quello che ci sembra il migliore invito espresso dal Presidente Zaia recentemente, proprio nei confronti dei medici di base
che non vogliono fare appieno il loro dovere. Questo. Ma c'ha i tamponi, va a fare i tamponi. Ed intanto sono molti medici di medicina generale che stanno effettuando i tamponi in aree che sono state individuate dai comuni. Vediamo. È stato, secondo me, un misunderstanding, cioè noi non le abbiamo mai detto no ai tamponi, abbiamo sempre detto sì ai tamponi, ma in sicurezza. Ed in sicurezza nel parcheggio vicino alla farmacia di San Biagio il vice segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Famiglia, Luigi Faggian, esegue i tamponi ai propri pazienti. Ai medici la ASL 2 ha fornito i DPI indispensabili per svolgere in modo corretto le visite per il tampone. L'unico problema per noi è che in alcuni ambulatori non c'è la sicurezza dal punto di vista sanitario nel farli. Nel semplice fatto che non abbiamo linee separate tra Covid e non Covid. Per questo motivo il dottor Faggian e i suoi colleghi eseguono i tamponi in strada ai loro pazienti su appuntamento, altri ancora in luoghi messi a disposizione dai comuni. Tutti stanno dando il massimo e anche volentieri, prosegue il dottor Faggian, orgogliosi di poter svolgere un servizio utile alla collettività. Il lavoro però va a sommarsi alla già consistente mole di lavoro e alla burocrazia richiesta per la gestione dei pazienti Covid. La parte di tracciabilità dobbiamo assolutamente lavorare di concerto sia con l'azienda che con la regione per accelerare tutto quanto il sistema burocratico di registrazione del dato e di tracciabilità di quelli che sono i contatti del caso positivo. Un protocollo chiaro su chi deve fare cosa in termini di tracciabilità e in termini di contumacia. Adesso si rischia che sulla stessa persona viene fatto il doppio lavoro. Dipartimento Prevenzione, medico di famiglia fanno la stessa cosa. Parco Hotel Villa Fiorita di Monastieri individuato come uno dei probabili Covid hotel della provincia di Treviso. Domani l'apertura delle buste. Intanto l'amministratore delegato Gabriele Geretto e Massimo Calvani, presidente del gruppo Sogedin, del quale fa parte il Parco Hotel Villa Fiorita, comunicano che è stata formalizzata da parte della società la proposta all'ASL 2. Prevede che venga messo a disposizione l'intero corpo centrale del Parco Hotel Villa Fiorita, fino a 136 camere doppie ad uso singolo con bagno privato. Sono escluse, in quanto poco consone all'utilizzo del progetto di Covid Hotel, le barchesse e la villa antica con le aree delle piscine. La cronaca ora con una vicenda davvero incredibile. Aggredito da 4 persone per avere chiesto loro di mettere la mascherina. Si tratta di un uomo di Preganziol. Sentiamo il suo racconto tra rabbia e sconcerto. Quando mi minacciavate dicendomi mi annegate, adesso vi porto in acqua, proprio esattamente in quel momento io ho capito che vi salvavo, perché vi stavate portando nel mio ambiente, nel mio mare, che conosco fin da piccolo, dove mi portava mio padre, quindi in quel momento io ho capito che mi salvavo. La voce si incrina quando pensa a quei terribili momenti. Un'aggressione, ci racconta, violentissima e ingiustificata. Tutto è accaduto a Punta Sabbioni, a Cavallino Tre Porti. Il 40enne di Preganziol incrocia i 4 aggressori senza mascherina, chiede di indossarla e scatta il pestaggio. Ero rivolto con la faccia alla mia sinistra perché ritenevo loro i più pericolosi. Mi arriva il primo colpo, il primo pugno alla gola. È stato orribile perché ricordo ancora lo scricchiolio del collo che si piega, la sua mano che resta incastrata e stringe, non mi lascia perché cadendo all'indietro di inerzia dal colpo mi stringe la gola ed è stato tremendo. Sono momenti drammatici, dopo il primo colpo, ci racconta, ne seguono altri. L'uomo viene soccorso da un operatore del 118 lì di passaggio ed è grazie a lui, ci dice, che si è salvato. Ma poi prende il cellulare e filma i 4 aggressori. Ai nostri microfoni si rivolge ad uno di loro in particolare. Non ti preoccupare, già le forze dell'ordine hanno in mano il filmato, siete stati, vi conoscono e quindi... Tu ti stai rivolgendo a loro in questo momento? Assolutamente, perché è una cosa vergognosa, non lascio perdere
perché è giusto così, mi sento in dovere di farlo. Il 40enne ha presentato la denuncia ai carabinieri di Mogliano. I 4 sono stati identificati dai vigili urbani accorsi sul posto. Cose come queste, spiega il sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, non dovrebbero mai accadere. Le indagini ora faranno il loro corso. Parliamo ora di scuola. Un gruppo di studenti si sono trovati questa mattina davanti al liceo Canova di Treviso per manifestare contro la didattica a distanza, niente slogan e cori, silenzio e concentrazione per seguire una lezione nel piazzale davanti all'istituto. Vediamo. Una scena che solo un anno fa avremmo definito impensabile. Nel silenzio delle strade semivuote, un gruppo di studenti all'esterno di una scuola protestano silenziosamente con libri e appunti per tornare in classe a seguire le lezioni. L'esatto opposto di generazioni che partecipavano a manifestazioni e proteste pur di saltare lezioni ed interrogazioni restando fuori dalle scuole. È accaduto oggi davanti allo storico liceo Canova di Treviso con un drappello di ragazzi e ragazze da diversi istituti cittadini che si sono organizzati con panche, tavoli, generatore e a debita distanza mascherine e hanno voluto dimostrare che fare scuola in presenza si può. Noi vogliamo tornare a scuola e i modi per tornare a scuola ci sono stanziare più fondi per l'istruzione, sono aumentare i trasporti, aumentare il numero di docenti, aumentare gli spazi in modo da avere classi più piccole, cioè con meno persone, che ci permettano di stare a scuola in sicurezza. E un'altra cosa a cui non vogliamo assolutamente rinunciare è la socialità, perché sembra quasi che noi adolescenti, essendo abbastanza grandi per stare a casa da soli, siamo la sezione sacrificabile del paese. Cosa stai seguendo? Matematica. In realtà io faccio il Duca degli Abruzzi e non è una materia che mi piace né in presenza, tantomeno in DAD, quindi faccio il triplo della fatica. Preferisco molto più volentieri essere qui in presenza, anche fuori da una scuola, che essere a casa da solo a dover seguire delle lezioni. La socialità non è solo andare a bersi lo spritz in piazza, questo è quello che noi vogliamo marcare qui oggi. La socialità è la scuola vuol dire socialità. E sulle proteste degli studenti di questi giorni è intervenuta oggi la dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Per Carmela Palumbo sì ad un ritorno in presenza a gennaio, ma solo se si riescono ad evitare gli errori fatti a settembre. Se riaprire vuol dire tornare tutti in presenza e trovare gli stessi problemi di prima, soprattutto quelli legati al fuori dalla scuola, evidentemente faremo un passo falso. Riportare i ragazzi in classe è un obiettivo che tutto il sistema scolastico deve perseguire, non ha dubbi la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, abbrodata ad un ruolo tanto caro a lei dopo un incarico al MIUR di Roma. Occorre farlo però, ribadisce, con forza, con realismo e questa volta con un piano ben preciso. In questo mese e mezzo, quello che sarà, vedremo bisognerà lavorare proprio su quello che ha funzionato meno, sui punti critici. Ripartenza in presenza ma in una logica di gradualità e sempre con l'occhio puntato agli indici epidemiologici che rimangono il faro che deve guidare ogni scelta del governo. Ad oggi in Veneto dalla ripresa dell'attività scolastica sono stati chiusi per microfocolai soltanto alcuni plessi, il contact tracing ha dato segni di difficoltà, soprattutto nell'ultimo periodo. I ragazzi hanno dato prova di grande maturità, ha sottolineato Palumbo dal suo ufficio veneziano dopo gli ultimi incontri proprio con i presidenti delle consulte studentesche del Veneto che in questi giorni hanno manifestato. Noi pensavamo che nel nostro mondo avanzato, civilizzato, il diritto all'istruzione fosse qualcosa di acquisito, no? Di scontato, e invece questi eventi ci stanno dimostrando che ci dobbiamo a volte conquistare anche diritti, riconquistare diritti che diamo per scontati. Quindi grande ammirazione e rispetto per queste manifestazioni. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi subito dopo la cronaca con gli ennesimi raid di furti che sono stati messi a segno in provincia di Treviso. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con il TG di Treviso. Parliamo ora di furti perché i ladri sono tornati a colpire, questa volta razziate abitazioni tra Breda e Maserata.
Sono entrati in casa e hanno rovistato ovunque, hanno smontato entrambe le sirene dell'allarme. Fate attenzione. A segnalare nei social il furto a Breda di Piave sono 2 fratelli, Federica e Mattia, preoccupati che nella zona i malfattori possano entrare in altre abitazioni a rubare. Verso le 18:30 per un minuto in via Ugo Foscolo è suonato l'allarme, ma nessuno ha visto niente. Nella casa della loro mamma i ladri hanno rovistato in ogni angolo senza trovare nulla. I danni e la paura però sono rimasti. Sono entrati da dietro dai campi, hanno saltato la rete e si sono arrampicati, hanno divelto la sirena e l'hanno immersa in una bacinella piena di acqua per mandarla in corto. I danni consistenti? L'impianto d'allarme sì, e la finestra che hanno rotto. Probabilmente cercavano oro e contanti che non hanno trovato, però hanno messo a soqquadro tutta la casa. Mamma Nives, che vive da sola, è ancora sotto shock. Era stata via solo poche ore per visitare l'anziana madre. Al ritorno a casa, l'amara sorpresa. Ha visto il balcone aperto e si è resa subito conto che all'interno della casa c'erano stati appunto un furto. Ha chiesto aiuto ai vicini perché noi appunto non abitiamo più con lei e aveva paura di entrare per paura di aspettarseli ancora dentro, che l'aspettavano, e quindi ha suonato il campanello, ha chiesto aiuto al vicinato per entrare con lei e verificare quello che era successo. Ladri senza paura che non hanno colpito solo a Breda di Piave. E poi siamo venuti a sapere che a Maserata sono entrati con i proprietari di casa dentro casa e loro sono entrati di sopra. Sui furti stanno ora indagando i carabinieri. E sulla questione dei furti in casa abbiamo sentito oggi la prefetta Maria Rosaria Laganà. I furti sono fatti odiosissimi, sappiamo che il periodo autunnale è quello che in qualche modo facilita, agevola queste scorribande. Ecco perché il prefetto ha chiesto massima attenzione alle forze dell'ordine nella prevenzione della microcriminalità in tutta la Marca, che peraltro, nonostante la cronaca anche di oggi, si conferma una tra le province più sicure. Abbiamo una provincia che si colloca comunque agli ultimi posti come indice di criminalità. Ma per prevenire ulteriormente i furti nelle abitazioni, il prefetto chiede anche il supporto dei cittadini, come per l'agricoltura, con i furti in luoghi isolati e molto spesso senza alcuna difesa. E mai fidarsi della manodopera a basso prezzo, magari in nero, persone perché potrebbero essere, ecco, come dire, delle collaborazioni di poco conto, ma finalizzate a fare un po', come dire, un po' da battistrada. La raccomandazione è sempre quella di adottare le precauzioni normali, ecco, anche a volte nell'adozione di misure di difesa passiva, nel fare attenzione anche a quello che ci succede attorno. Ed è proprio con questa prospettiva che verrà rinnovato con i comuni aderenti, nella Marca oltre la metà, il protocollo per il controllo di vicinato. Con la collaborazione anche dei sindaci e delle forze dell'ordine è stato rivisto per renderlo più efficace e più funzionale, e a breve dovremo firmarlo, probabilmente lo firmeremo a distanza. Già hanno aderito circa la metà dei comuni e come diciamo così, si tratta di responsabilizzare ciascun cittadino a cercare di capire cosa accade attorno e poi però coinvolgere le forze dell'ordine, perché interventi tempestivi e anche preventivi possono fare la differenza. Ed ancora cronaca, era stato notato mentre confabulava in maniera sospetta con un altro soggetto. I carabinieri di Casale, dopo aver accertato che i due stavano mettendosi d'accordo per la cessione di droga, si sono messi sulle tracce dello spacciatore. Intercettato, il 41enne trevigiano pregiudicato ha iniziato una fuga, prima con un'auto di grossa cilindrata, poi a piedi, bloccato, ha gettato un involucro in un corso d'acqua. Perquisita l'abitazione, è stato trovato in possesso di una lama a doppio taglio di quasi 15 cm e di un bilancino. Il materiale è stato sequestrato. A Conegliano invece i poliziotti del commissariato hanno sorpreso in un vecchio camper 2 pluripregiudicati. Uno del 76 custodiva nell'automezzo di sua proprietà 2 pugnali che sono stati sequestrati. Ai 2, che hanno precedenti penali per furti e droga, è stata comminata dal questore la misura del foglio di via obbligatorio da Conegliano per 3 anni. E ora le notizie dal mondo del lavoro. È stato fissato per lunedì a Vittorio Veneto l'incontro tra sindacati e lavoratori della Permastellisa dopo l'annuncio di ieri di 150 licenziamenti. Segretario, un po' i lavoratori però se lo aspettavano. Questi tempi di attesa per avere delle risposte sul piano industriale erano un problema. Bilanci in rosso da qualche anno, dettati da una contrazione del mercato, ma anche da un apparato industriale che nel tempo si sarebbe troppo appesantito.
Un po' i dipendenti della Permastelisa di Vittorio Veneto si aspettavano che con l'entrata del fondo industriale nella proprietà una ristrutturazione fosse inevitabile per un'azienda che rimane comunque leader nei rivestimenti architettonici di case e palazzi in tutto il mondo. La volontà di salvare il marchio e di rilanciare la produzione secondo i sindacati c'è comunque tutta. Lo stabilimento per fortuna viene confermato, anzi il piano industriale che ci presentano è un piano di rilancio. Ovvio che è un piano di rilancio che per recuperare sulla redditività dell'impresa tocca anche l'aspetto occupazionale e questo ovviamente è l'elemento problematico. Un taglio del 25% degli occupati complessivi che sarebbero quasi tutti nell'area impiegatizia e dirigenziale. Uno dei primi interventi del nuovo amministratore delegato arrivato da un'altra delle aziende del gruppo. L'amministratore delegato sicuramente, da come ci hanno spiegato, è una persona che conosce il settore, ha un'esperienza in Germania. Ci auspichiamo che sia in grado di comprendere come si possa salvare l'occupazione anche facendo delle operazioni di riqualificazione del personale. Licenziamenti comunque congelati. Sappiamo tutti che fino a marzo c'è la cassa integrazione Covid e c'è il blocco dei licenziamenti. Proprio per questo lunedì mattina i sindacati incontreranno i lavoratori, mentre rimane aperto il dialogo con la nuova dirigenza. Abbiamo calendarizzato già un altro incontro che sarà agli inizi di dicembre. Lutto nel mondo delle radio trevigiane e venete. Nella serata di martedì si è spenta Paola Majorana, una delle voci più conosciute del mondo degli speaker di Marca. 57 anni compiuti lo scorso giugno, da qualche tempo a causa di una malattia neurodegenerativa era ricoverata presso la struttura della casa di riposo Menegazzi di Treviso. Qui la vediamo in una bella foto che ci ha fornito il suo collega di Radio Bella e Monella, Giovanni Zani. Paola dagli anni 80 accompagnava la giornata di quanti ascoltano la radio, voce storica di Radio Treviso Alfa. Con l'acquisizione da parte del gruppo Zanella era diventata una delle speaker di punta delle emittenti di Castelfranco, oltre che voce di molti spot pubblicitari. Lascia la mamma Osanna ed il fratello Michele. Viveva a Treviso nel quartiere di Santa Bona. I funerali si terranno nella chiesa Immacolata di Via Ronchese lunedì alle 15. Per la prima volta presso la compagnia dei Carabinieri di Vittorio Veneto sono arrivate 2 donne in divisa. Vediamo. Eccoli 2 carabinieri in più in forza alla compagnia guidata dal maggiore Giuseppe Agresti. Per la prima volta a Vittorio Veneto sono approdate 2 donne che vanno ad arricchire l'organico già quasi al completo. Accolte con professionalità dai colleghi, si sono già inserite nelle rispettive stazioni. Si tratta di Elena De Marco, 30 anni di Sacile, arruolata nel 2015. Dopo 4 anni a Tolmezzo ha preso servizio alla stazione di Vittorio Veneto sotto la guida del luogotenente Mauro Witt. L'altro militare è Valentina De Toma, 31enne barese di Molfetta. Arruolata nel 2014 è stata impegnata presso la stazione dei Carabinieri di Alpignano, in provincia di Torino. Ad agosto ha raggiunto Vittorio Veneto, dove ha iniziato la sua attività presso la stazione di Valdobbiadene, guidata dal maresciallo maggiore Riccardo Mallardi. Una rivoluzione rosa per la compagnia vittoriese, possibile grazie alla legge approvata ad ottobre 1999 che prevedeva l'ingresso del personale femminile in tutte le forze armate. Oggi le donne ricoprono ruoli importanti anche nel mondo militare. Molte le operazioni di servizi portati a termine dalla compagnia di Vittorio Veneto, attività che ha alzato la percezione di sicurezza nella comunità. In occasione della giornata mondiale dei diritti per l'infanzia si rinnova anche quest'anno l'iniziativa In Farmacia per i Bambini, progetto che vede coinvolte le farmacie comunali di Treviso ed il Banco Solidale di Mirella Tuzzato. Basta davvero un piccolo gesto per aiutare un bambino che in questo momento può essere in difficoltà. È un appello forte quello lanciato ai trevigiani dal sindaco Mario Conte. Ancora una volta i cittadini avranno la possibilità di dimostrare la generosità di questo territorio partecipando all'iniziativa In Farmacia per i Bambini. Dal 20 al 27 novembre nelle 10 farmacie comunali della città si potrà con un semplice gesto aiutare piccoli in difficoltà economiche. E comprare dei prodotti anche a piccoli costi per aiutare questi bambini in emergenza sanitaria e in povertà sanitaria. Purtroppo sappiamo che la condizione
del Covid ha peggiorato e aggravato la situazione. La raccolta poi verrà effettuata dal Banco Solidale, pertanto ringrazio anche Mirella Tuzzato per la disponibilità, e verranno poi distribuiti alle persone e alle famiglie bisognose del territorio, pertanto una beneficenza proprio a chilometri zero. Pannolini, omogenizzati, biberon, semplici prodotti che però significano molto per quelle famiglie che anche a causa del Covid stanno affrontando un momento delicato. Una bella iniziativa a favore dei bambini che con poco si possono aiutare, appunto lasciando un medicinale o una confezione di pannolini pagati in farmacia. Solidarietà che si rinnova e che in questo difficile periodo assume un significato ancora più importante. Faccio un grande appello alla sensibilità dei trevigiani che già nella scorsa edizione si sono dimostrati bravissimi. Ed ora le notizie da Belluno e provincia. Dalla montagna al mare si allarga la polemica legata alla diffusione dell'elenco delle strutture alberghiere individuate come Covid Hotel. L'attuazione non è automatica, ha detto oggi in conferenza stampa da Marghera l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Non sarà automatica l'attivazione dei Covid Hotel, nemmeno ora che la Regione, su disposizione del commissario Domenico Arcuri, ha inviato un elenco di strutture potenzialmente disponibili allo scopo. La polemica però incalza dalla montagna al mare, da Belluno a Jesolo. I titolari della maggior parte delle strutture hanno appreso di essere finiti in quell'elenco seguendo la TV e leggendo i giornali, a fronte di richieste di informazioni nelle quali però, par di capire, sia stata utilizzata la definizione Covid Hotel, risultata per i più galeotta. Stamattina l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, ricordando la nota stampa diffusa ieri da ULSS Dolomiti, da Marghera ha spiegato. Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire a livello nazionale, quindi è stato dato l'elenco al commissario Arcuri e in attesa poi della definizione specifica di tutte le modalità operative, dopo ci sarà un ulteriore eventuale contatto qualora sia confermata l'utilizzo. Stiamo parlando di strutture remote rispetto al core business del Covid, che è quello di curare la gente in ospedale, ha chiosato il presidente Zaia. La partita resta comunque aperta. L'Europa Executive di Belluno ha dichiarato la sua disponibilità quale punto d'appoggio per personale sanitario o volontari, come è accaduto negli hotel associati in Lombardia. Per la dirigenza della nuova struttura di Domegge, non ancora operativa e non ancora accreditata come RSA, potrebbe essere un passo avanti nella trasformazione temporanea ad uso Covid. Frattanto, sul fronte delle ordinanze, oggi il Comune di Belluno ha fatto sapere che sabato non si svolgerà il mercato settimanale in centro città, mentre le bancarelle torneranno a Cavarzano, Castione, al Piero Rossi per campagna amica della Coldiretti e in via Gabelli con il Banco dei Fiori. La riapertura parziale dei mercati cittadini è resa possibile grazie al supporto nei controlli che arriverà dall'ANA di Belluno. L'amministrazione provinciale di Belluno si affida a 2 top manager per il rilancio del turismo nel bellunese. La nuova struttura sarà guidata dal britannico Tom Bank, l'autorità mondiale nello sviluppo dei brand, e da Roberto Locatelli, amministrazione di Plus Communication, con un portfolio clienti di fama internazionale. A loro sarà affidato il piano EURAC per il marketing e il turismo della provincia di Belluno, che si avvale del fondo disponibile e prorogato al 31 dicembre 2022 che Palazzo Piloni auspica di poter rifinanziare per un altro quinquennio con fondi dei comuni di confine. Nuova vita per la struttura regionale diretta DMO diretta da Giuliano Vantaggi, che assumerà il ruolo di interlocutore del progetto dell'amministrazione guidata da Roberto Padrin. Meno di 90 giorni ai mondiali di sci Cortina 2021, che saranno il primo evento internazionale autorizzato durante la pandemia. Siamo pronti, ha detto questa mattina il presidente di Fondazione Cortina 2021, Alessandro Benetton. Noi siamo pronti all'evento dal punto di vista sportivo, i servizi avanzati, le infrastrutture che riguardano le gare di sci. Tutto è pronto a Cortina per ospitare i mondiali 2021, anche se l'evento che tutti immaginavano potesse essere il primo post-Covid si svolgerà durante la pandemia. Flessibilità l'imperativo per l'organizzazione, pronta ad adattarsi a una formula che ancora non si sa come sarà. Il presidente di Fondazione Cortina 2021 parla da casa, l'amministratore delegato Valerio Giacobbi dagli oltre
2000 metri della terrazza del rifugio Duca d'Aosta per la conferenza che ha presentato una partnership con Telepass che attiverà da febbraio 2021 il servizio di ski pass anche nel comprensorio ampezzano. Dall'app di Telepass si potrà acquistare la ski card in edizione limitata per i mondiali, riceverla direttamente a casa e poi sciare a Cortina senza fare code alle biglietterie. Cortina ha voglia sicuramente di modernità, in particolar modo per quanto riguarda l'offerta dei servizi. La mobilità è certamente uno dei punti fondamentali ai quali stiamo guardando, quindi ritengo che Telepass possa essere una grande opportunità, non solo strettamente legata ai mondiali, ma anche in prospettiva olimpica. Completati i lavori infrastrutturali, ora l'impegno è rivolto alla realizzazione delle strutture temporanee per gli addetti ai lavori. Ha lavorato veramente tutta una comunità assieme, quindi dagli impiantisti agli albergatori all'amministrazione comunale, e c'è stato un grande lavoro corale che è durato 3 anni per arrivare a questo momento. La Fondazione sta lavorando con le strutture sanitarie per la definizione dei protocolli di sicurezza per gli atleti, per l'organizzazione e per il pubblico che forse potrà essere ammesso. Continuate a tifare per noi, perché alla fine della giornata, se vince Cortina, vince l'Italia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Correnti più umide, foriere di piogge interesseranno l'Italia. Il nostro territorio sarà coinvolto soltanto in parte. Vediamo insieme lo scenario di venerdì 20 novembre. Sul Veneto il tempo sarà instabile, lo vediamo dalla grafica. Al mattino sarà infatti possibile qualche rovescio in pianura. Dal pomeriggio però la situazione sarà destinata a migliorare con fenomeni in esaurimento e un cielo decisamente più soleggiato. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra gli 11 e i 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo molte nubi inizialmente, anche con occasionali precipitazioni sparse, più sole invece durante le ore pomeridiane. Temperature minime fino a 5 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso in mattinata cielo nuvoloso con isolati piovaschi, poi ampio soleggiamento. Temperature minime di poco sopra lo zero, massime fino ai 10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Il talento è scintilla, il genio, fiamma,